Io sono Carlo Rugiu, presidente dell'Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Verona per questo secondo mandato 2020-2024. L'Ordine dei Medici viene fondato da Giolitti nel 1910, poi c'è una sospensione durante il periodo fascista, vengono rifondati nel 1946 e acquisisce questa denominazione medici chirurghi e odontoiatri nel 1985, costituendosi così due albi distinti, quello dei medici e quelli degli odontoiatri, sotto un unico ordine professionale. L'ultimo anno e mezzo è stato anche per noi molto impegnativo, perché ci siamo trovati di fronte alla pandemia, che era un evento nuovo, un evento che ci ha trovato impreparati noi medici e soprattutto non adeguatamente dotati di strumenti atti a proteggerci, e le conseguenze si sono viste in oltre 350 medici che sono morti a seguito della pandemia. L'ordine che presiedo ha cercato di svolgere un ruolo centrale, nel senso di fulcro, tra l'azienda sanitaria locale scaligera, i medici del territorio, i medici ospedalieri, i liberi professionisti e la cittadinanza, e ho ritenuto importante concentrarmi sostanzialmente e inizialmente su due aspetti: una comunicazione la più serena e equilibrata possibile, sperando di esserci riuscito, perché ebbi subito l'impressione che c'era molta confusione e questa confusione si rifletteva negativamente sullo stato d'animo della popolazione. Io ero convinto che questa pandemia sarebbe durata un paio d'anni e quindi ritenevo che la popolazione andava tranquillizzata, e poi abbiamo spinto, grazie alla Commissione Cultura del nostro ordine e a una serie di medici del territorio, ospedalieri e universitari, che si sono riuniti a organizzare webinar serali nel corso della pandemia, a produrre dei documenti sia sulle vaccinazioni, sia sulla prevenzione, sulla terapia empirica per i medici di famiglia, documenti che in un certo senso sono stati innovativi perché non avevamo nulla in mano, e documenti che sono stati anche rivolti alla popolazione, sempre nell'ottica di informare in maniera equilibrata. Allora, per il futuro noi ci aspettiamo due ostacoli da superare. Il primo a breve, nel senso, intendo dire nei prossimi 6 mesi, e si chiama recupero delle prestazioni inevase, ovvero 1 anno e 4 mesi di pandemia ha fatto sì che circa 500.000 cittadini veneti non abbiano svolto visite specialistiche e 300.000 visite specialistiche e 200.000 esami di screening tumorale, colonoscopie, mammografie, pap test e così via. È indispensabile recuperare questo gap, altrimenti le conseguenze della pandemia in termini di maggiore incidenza di tumori rischiamo di vederle fra qualche anno, quindi dobbiamo convincere i cittadini veneti a venire in ospedale, che è un posto totalmente sicuro. L'altro obiettivo che abbiamo a più lunga distanza è la realizzazione di quello che è stilato come bozza di progetto nel capitolo 6 del Piano Nazionale di PNRR, che prevede una integrazione e uno sviluppo della medicina del territorio prevalentemente, oltre che della medicina ospedaliera, con un investimento di 7 miliardi di euro. Quello che ci preoccupa è che questo piano richiederà una aumentata utilizzo e un'aumentata formazione di medici, sia di famiglia che medici ospedalieri, e quindi bisognerà investire, e ci auguriamo che gli organi politici e territoriali competenti ci consultino in maniera da poter programmare adeguatamente, in maniera da poter avere le risorse umane per far fronte a queste mutate necessità. Sai, il medico, secondo me fare il medico non è una missione, ma un medico deve sentire dentro di sé una spinta particolare, perché non è un lavoro come tutti gli altri. In questo anno e mezzo lo abbiamo dimostrato ancora di più, noi come tutti gli altri operatori sanitari,
come Ordine dei Medici ci rendiamo conto che abbiamo anche un ruolo sociale, un ruolo etico, un ruolo di formazione della popolazione e ci auguriamo di cercare di svolgerlo al meglio per svolgere un'operazione di apertura dell'Ordine dei Medici alla popolazione veronese.